Tutti voi ricorderete senz'altro il programma su Italia 1 di Gigi Sabani, Re per una notte. Ebbene, è qui per noi stasera, al Festival della Canzone Sangiovannese, nonostante impegnatissimo, il massimo Ranieri della trasmissione, signore e signori, Nicola Congiu. Va bene, adesso passo, puoi stare qua. Un applauso glielo facciamo, grazie, un applauso a Nicola Congiu. Immaginate un pochino tutto quello che è stato su questo protagonista di questa grande trasmissione, che è riuscito a catalizzare l'attenzione di ben 1.589.000 voti. Questo sicuramente merita un grande applauso per questo grande artista, che noi ringraziamo già in partenza per quello che ha fatto stasera, per essere venuto qui. Ci canterà 3 brani, ci proporrà 3 brani, 2 in questo spazio, poi ci fa omaggio di un altro brano alla fine della serata. Però intanto qualcosa a Nicola gliela vorrei chiedere. Intanto tu in precedenza già avevi ormai maturato un'esperienza enorme in questo campo, nel campo musicale, quindi nell'intrattenimento musicale, nelle piazze, nei locali, eccetera, come noi sappiamo benissimo. Ma da quando tu sei apparso nel piccolo schermo, quindi dinanzi a milioni di telespettatori, così una sintesi, che cosa è cambiato in te? Ma niente, magari serve per l'esperienza, ecco, cresci con queste esperienze, ecco, appunto con questa avventura, direi per una notte, magari mi matura dal punto di vista artistico, musicale, è ancora poco, perché quello che ho fatto per me, cioè, è sempre stata una bella avventura, però aspirerei a qualcosa di più. Per cui penso che mi sia servito appunto per maturarmi dal punto di vista artistico, ecco. Sì, tu facevi, come dicevamo prima, musica già da tanto tempo, quindi uno ormai addentrato in questo campo. Ma provare, che cos'è? In che cosa si può misurare l'emozione del piccolo schermo, sapendo che però questo è qualcosa che poi potrebbe anche portare ad essere riconosciuto per strada dappertutto? Ma che cosa si verifica? Adesso tu, quando passeggi così per strada a Cagliari o nei dintorni, ma ti riconoscono? Che cosa succede? Quali sono i visi che tu incontri per strada? Ma capita che qualcuno ti riconosca, ecco, che si avvicini, addirittura mi chiamano Massimo, non mi chiamano più Nicola. Ho cambiato anche il nome dopo questa esperienza. Niente, è una cosa che mi fa molto piacere, perché penso che farebbe piacere a chiunque faccia questo mestiere, essere riconosciuto per strada, poi anche da persone del continente. Io quando canto nei piano bar ci sono dei clienti che vengono dal continente e mi riconoscono, cioè si avvicinano, mi fanno i complimenti, appunto perché mi hanno visto la trasmissione. I programmi prossimi, quelli immediati, quali sono? Ma adesso a settembre dovrei partire con la Fininvest e con sempre la troupe di Re per una notte, per fare un tour in tutta Italia, presentato da Katia 90 e Marco Milano, Mandi Mandi, quindi mi terrà impegnato penso per un mese e più, e poi non so, speriamo che ci sia qualche altra, che da cosa nasca cosa, ecco. La modestia è una caratteristica preponderante in Nicola Congiu, questo abbiamo avuto modo di constatarlo in questo momento. Intanto, per non stare a perdere tempo, perché tanto le chiacchiere poi sono sempre quelle che fanno perdere tempo, gli diamo il microfono perché lui ci fa dono di queste sue canzoni. Intanto inizia con Zingara e poi seguirai con l'altro tuo brano. Prego. Grazie.